Io volevo tornare un attimo sull'11.4 su cui avevamo già discusso anche in occasione dell'articolo 2 perché sinceramente io avevo ricevuto la lettera di cui mi avete informato martedì, mi pare, o mercoledì. L'avevo data per buona perché mi fidavo ovviamente delle valutazioni. Andando a leggere la lettera però trovo che ci sia qualcosa che non vada, perché il Ministero dell'Economia e Finanze dice che non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il citato ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotti la deliberazione sui gettoni di presenza. E quindi il Ministero ci dice che l'ufficio di presidenza può ancora fare deliberazioni sui gettoni di presenza. Poi va avanti, e ovviamente stiamo parlando dell'osservatorio antimafia, poi va avanti e dice che la corrisponsione di un gettone di presenza eccedente la misura indicata dalla legge statale sarebbe in contrasto con la normativa. Quindi se l'ufficio di presidenza dovesse decidere di mettere un gettone di presenza di 200 euro al giorno sarebbe in contrasto, ma la legge statale, per norma, all'articolo 6, comma 1 e 2 del decreto legge 78/2010 ha introdotto il principio della onorificità, della partecipazione a predetti organismi e del contenimento dell'importo di gettoni di presenza a 30 euro. Perché li azzeriamo? Perché dà fastidio all'osservatorio antimafia? Basta dirlo. Basta dirlo, perché qui c'è scritto anche che sono previsti rimborsi spese, laddove la normativa nazionale lo prevede. Quindi questo è quello, così come è stato scritto nella legge, così come era previsto. Voi adesso venite in aula e dite solo rimborsi spese. Allora capisco che può diventare una norma di principio, uno dice vabbè 30 euro a seduta giornaliera, cosa vuoi che sia, eccetera. Però allora, come dicevamo con l'articolo 2, o le cose si fanno per tutti o non si fa per nessuno, perché se si fa solo per qualcuno, allora vuol dire che ci sono altre motivazioni dietro e quindi gradirei eventualmente di fare quantomeno un'ulteriore riflessione. Potrei chiedere anche il ritiro dei proponenti per capire se magari mi sto sbagliando ulteriormente rispetto a quanto scrive il Ministero, ma il Ministero mi pareva abbastanza chiaro in quello che ha scritto, altrimenti, voglio dire, da qui sicuramente al futuro noi torneremo a fare la battaglia affinché quanto oggi viene tolto venga ripristinato, perché se neanche il Ministero vi chiede di fare qualcosa e lo fate voi perché giustamente volete così, è un discorso. Se il Ministero ci dice dobbiamo contenere la spesa, conteniamola, magari mettiamo il limite dei 30 euro, ma è già previsto per legge che sia al massimo 30 euro. Va da sé che se poi l'ufficio di presidenza prende un'altra decisione sarà quella motivo di contrasto o impugnativa, ma non di certo il prevedere che ci sia un gettone, tant'è che lo dicono loro stessi, non si hanno osservazioni a formulare nel presupposto che il citato ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotti la deliberazione sui gettoni di presidenza. Allora, sinceramente, io rimango quantomeno basito da quanto successo. Se vi serve approvare la norma così com'è perché avete paura che venga impugnata dal governo, fate pure, però, come detto, qualcuno qui deve dare una spiegazione. Grazie.